Siamo in diretta allo stadio Olivieri di Verona con Fabio Olderici, mister dell'H&D Chievo Women. Allora mister, 1-1 nel derby, un primo tempo equilibrato, poi la rimonta, il gol nel finale, favorito anche dal fatto che il Verona è rimasto in 10, ma comunque una buona prova delle sue ragazze. Sì, assolutamente una buona prova della squadra. Noi sapevamo l'importanza di questa gara, alla fine il derby è sempre una partita particolare, ci tenevamo a far bene, sono convinto che le ragazze hanno fatto bene, avremmo avuto sicuramente voglia di vincere come in tutte le gare, però molte volte non sempre ci riesci, però guardiamo avanti con fiducia. Ecco, la sua squadra fa forse un po' fatica in casa, una vittoria che manca dalla seconda giornata, però questo pari ottenuto così in una partita così importante può essere considerato quantomeno una mezza vittoria. Ma sicuramente la nostra vittoria è aver visto una squadra che da inizio anno ad oggi comunque ha sviluppato una propria identità, adesso noi siamo riconoscibili, abbiamo un'idea di gioco, cerchiamo di svilupparla sempre e comunque a prescindere dall'avversario che abbiamo di fronte. È vero, magari facciamo ultimamente fatica a trovare qualche risultato completo in casa, però l'importante è muovere la classifica, l'importante è prendere il buono dalla prestazione di oggi e secondo me ci sono tante cose buone. A lei personalmente cosa lascia questo primo derby di Verona? Sapevamo l'importanza della gara, sapevamo che la società ci teneva particolarmente a questa partita, è sempre importante quindi ottenere un risultato che sia comunque positivo nel derby, aspettiamo il momento in cui riusciremo a vincerlo e speriamo al ritorno. Dopo questo punto di carattere, settimana prossima una trasferta difficile contro un avversario molto tosto come l'Ares Roma. Sì, ma questo è un punto di carattere perché la squadra è una squadra che ha carattere, che non molla mai, è una squadra che su tutti i campi, che sia un avversario di prima fascia, che sia un avversario di bassa classifica, gioca sempre con lo stesso coraggio e adesso abbiamo la prossima settimana una partita complicata, sappiamo che andare a giocare là è difficile, loro sono una buona squadra, una squadra complicata, ma noi la affronteremo come affrontiamo tutte le altre partite, cercando di fare il massimo, cercando di imporci in tutto, nella fase di possesso e in quella di non possesso e sicuramente andremo a giocare per vincere. Grazie mille. Prego. Siamo in diretta allo stadio Aldo Olivieri con Roberta Picchi, attaccante all'H&D Chievo Women. Allora Roberta, gol nel derby, iniziamo così, che emozione è? Un ottimo punto per il Chievo. Assolutamente sì, devo essere onesta, non è la nostra miglior partita, però siamo riuscite comunque a reagire e sono molto contenta, faccio complimenti alle mie compagne per la reazione, è arrivato il pareggio, quindi è un punto che vale tanto. Continui a segnare, nessuno sembra riuscire a fermarti, si è fatta trovare pronta anche su quella bella palla di Serena Landa. Assolutamente, Serena ha messo una palla importante, io quest'anno di testa sono presente, quindi è entrata anche questa, sono contenta. Grazie mille. Niente. Siamo in diretta allo stadio Olivieri di Verona con il mister dell'Hellas Verona Women, Matteo Pachera. Allora mister, c'è chiaramente un po' di rammarico per questo 1-1 nel derby della Scala, arrivato all'ultimo, c'è a dire però che il Verona ha giocato una grande partita sia nel primo tempo che nel secondo, condizionato inevitabilmente all'espulsione di Meneghini. C'è grande rammarico, perché visto il primo tempo come eravamo partite, le ragazze erano partite bene, ci è mancato forse qualcosina negli ultimi 25 metri, un po' più di concretezza, però penso che abbiamo fatto la partita come volevamo fare. Siamo ripartite bene nel secondo tempo facendo gol subito e poi purtroppo è successo questo, tra virgolette, infortunio che ha falsato un pochino tutto. Secondo me è un'espulsione un po' eccessiva, però le ragazze sono state brave, hanno difeso bene, non hanno mai sofferto fondamentalmente, hanno concesso pochissime palle gol tranne quella dell'1-1. Ecco, cosa si può fare? Quale step in più si può fare per trovare più continuità? Una squadra che comunque oggi ha messo a segno il suo terzo pareggio consecutivo. Essere un po' più concrete negli ultimi 25 metri, come ho detto, quello ci manca un pochettino, lo sappiamo, ci stiamo allenando per migliorarlo e cercheremo di fare bene le prossime partite. Prossimo appunto un altro avversario molto ostico come la San Marino Academy. C'è grande rammarico oggi e cerchiamo di trasformare questo rammarico in forza per la prossima partita. E noi glielo auguriamo. Grazie mille mister.